Solo la misura massima è in grado di determinare la cessazione di qualunque possibilità di reiterazione. Con queste parole il Tribunale del riesame giustifica la decisione di non concedere a Giancarlo Galan alcuna misura alternativa alla custodia cautelare in carcere. In altre parole, secondo le motivazioni della sentenza firmate dal presidente della sezione del riesame Angelo Risi, Giancarlo Galan potrebbe commettere di nuovo il reato di corruzione di cui è accusato. I fatti sono gravissimi, si legge dalla sentenza, reiterati e perduranti nel tempo con una vasta ragnatela di interessi, complicità e colpevoli connivenze che hanno accompagnato Galan nell'intera vicenda. Il Tribunale si sofferma poi sulle misure alternative richieste dai legali. Le residue esigenze di cura, spiega il giudice, sono già state tutelate con il suo inserimento in una struttura medico-carceraria in grado di garantirgli una costante attenzione ed è condivisibile una presa di distanza dall'immobile di Cinto Euganeo che deve essere allo Stato considerato provento di reato. I giudici si soffermano però anche sulle richieste avanzate in subordine. Non solo Galan, ma il suo intero gruppo familiare risulta che sia in qualche modo coinvolto in situazioni di scarsa trasparenza con il Mazzacurati, scrive ancora il giudice. Parole alle quali non controbattono i legali di Galan che hanno spiegato di poter leggere solo da lunedì le motivazioni della sentenza. Presentare ricorso per Cassazione immediatamente e domenica leggerò le motivazioni e fra lunedì e martedì scriveremo il ricorso. Per il deputato di Forza Italia il rischio è a questo punto quello di passare il suo compleanno il 10 settembre in carcere. Una ricorrenza con un significato particolare per chi è stato per 15 anni alla guida di una regione e ora si trova dietro le sbarre. È battagliero, è sereno e sta come uno che sta in carcere